Ecco, come detto, adesso è venuto il momento di andare un po' più nel dettaglio e capire qual è questa situazione e cosa sta succedendo tra comuni, US, gestione dei servizi sociali nel nostro territorio. Saluto Elena Compagni, segretaria dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, non abbiamo detto questa mattina che sia Francesca Iacobucci che Elena Compagni sono assistenti sociali che lavorano come precarie sostanzialmente, sì. Quindi sulla propria pelle sperimentano questa situazione. E da lì siamo partite, nel senso che come colleghe di Verona per anni ci siamo trovate per parlare di questa difficoltà di lavorare nelle cooperative, ma ripeto, come si diceva prima con Francesca, per le diversità di stipendi, di diritti, comunque per riuscire a trovare una soluzione. E una soluzione è stata anche quella di poi candidarci per far parte dell'ordine e poter lavorare anche a un livello politico, perché poi è su quello che si può andare a intervenire. Politico si intende per cambiare proprio le cose, per intervenire, cercare di dare una svolta. Ecco, prima di capire che cosa state facendo, diamo un po' una fotografia dei dati che avete finora raccolto. Principalmente so che vi siete concentrati su Verona e su Padova con dei dati precisi. Noi come ordine, come Commissione Politica del Lavoro abbiamo fatto un questionario chiedendo alle colleghe del Veneto di poter rispondere. Su 2700 che siamo nel Veneto hanno risposto la metà, anche perché comunque era proprio un questionario per rilevare il fenomeno del precariato, delle cooperative, quindi i colleghi magari dipendenti pubblici non hanno risposto. E degli esempi, siamo usciti ad aprile con l'assemblea a Verona con un comunicato stampa dove come ordine abbiamo preso una posizione abbastanza forte rispetto a questa esternalizzazione, e a Verona su 116 colleghi delle 3 ULS 51 sono di cooperativa. Siamo al 40%, 45%, certo. Quindi è una percentuale molto alta. E tutta questa trasformazione in quanto tempo è avvenuta? Cioè da quant'è che è cambiata la situazione? Nell'ultimo decennio possiamo dire che c'è stato un aumento, ed è un fenomeno che andrà sempre per la maggiore perché non ci sono più i concorsi o comunque molto pochi, perché c'è il blocco delle assunzioni. E quindi questo fenomeno dell'esternalizzare è molto utilizzato. Ma e questi contratti di solito di quanti anni sono? Ma io ho un tempo indeterminato comunque, per fare un esempio. Tempo indeterminato nella cooperativa? Nella cooperativa, e anche sì. Nel contratto di appalto a tempo indeterminato? No, l'appalto scade, ogni tot di anni scade, viene prorogato, si può cambiare cooperativa perché se in questo momento vince la cooperativa X, fra 4 anni l'appalto si rifà, e se vince la Y solitamente si viene assorbiti nella cooperativa nuova, però è un altro cambiare, tutto anche per la persona è difficile anche lavorare serenamente, possiamo anche dirlo questo, anche perché la professionalità, quella è garantita, comunque quella c'è, e il resto sui diritti che è un po' più difficile. Noi come ordine stiamo cercando quindi di fare questa mappatura del territorio per capire il fenomeno, perché come diceva Francesca, ogni città è diversa e quindi Verona ha una modalità, Vicenza altre, e vogliamo capire bene qual è questo, com'è il fenomeno sul territorio. E abbiamo Avete dei dati anche su Padova, mi diceva? Su Padova abbiamo dei dati abbastanza aggiornati, che su 50 colleghe del comune di Padova ce ne sono 43 operative, perché 7 per diversi motivi non stanno lavorando, e di questi 28 sono a tempo indeterminato, 6 sono a tempo determinato e 9 di cooperativa. Però dovrebbero essere di questi 43, 41 a tempo indeterminato, quindi il Comune di Padova, le colleghe stanno cercando comunque di muoversi tramite il sindacato, perché è una cosa che noi ricordiamo sempre e lo sappiamo noi per primo, noi non siamo un sindacato, quindi riusciamo a fare degli interventi che però non possono essere come quello del sindacato, con il quale facciamo degli incontri CGL, CISWIL e anche SUNAS, che è il sindacato proprio degli assistenti sociali. Potete fare la moral suasion, come si dice, cioè intervenire per cercare di convincere a cambiare le cose con incontri dal punto di vista persuasivo sostanzialmente. Noi ci vogliamo essere sicuramente, vogliamo
dare un valore, perché la nostra professione è una professione molto bella e deve essere fatta in un certo modo anche proprio per, come diceva Francesca, per la cittadinanza. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma questa esternalizzazione, oltre a rappresentare un problema, diciamo così, potrebbe anche rappresentare un vantaggio per il turnover, diciamo, generazionale degli assistenti sociali, cioè si è ringiovanito un po' il gruppo degli assistenti sociali del Veneto? Sicuramente il turnover quello non manca e il cambio di colleghe nello stesso servizio a volte è veramente troppo frequente, molto. E pensiamo anche delle colleghe appena uscite dall'università, quindi anche molto giovani, alle prime esperienze, trovarsi da sole in un comune magari un po' disperso. È difficile anche perché, ripeto, la professione è importante, abbiamo a che fare con le persone e dobbiamo essere al top. Da quello che dalle vostre segnalazioni, quali sono le situazioni più preoccupanti? Cioè, quando parliamo di turnover, concretamente cosa può essere successo? Cioè, quali sono le situazioni che avete rilevato? Un cambio di anno in anno, di 3 mesi in 3 mesi? Ma tutto è possibile, nel senso che la collega magari va in maternità e quindi ne arriva un'altra per sostituirla e da lì a pochi mesi può succedere, trova dell'altro, perché se poi si trova anche delle condizioni più vantaggiose si fa una scelta personale, quindi ne viene un'altra ancora e ci sono servizi, personalmente mi è capitato di poterlo vedere. Anche una cosa che mi viene in mente, io tra l'altro sono molto sensibile a questo argomento perché ne abbiamo sempre meno, penso alla privacy, no? Tutto questo turnover, cioè si ha a che fare con dati sensibili molto personali, insomma andiamo proprio a toccare i punti nevralgici delle famiglie, delle loro difficoltà, delle crisi coniugali, insomma. Sono informazioni personali delle persone e anche tutto questo turnover non è che fa tanto bene, ecco. No, e anche il rapporto di fiducia che noi come assistenti sociali cerchiamo di avere sempre con la persona. Come si fa a costruire un rapporto di fiducia se c'è un cambio così spesso volentieri succede? Ecco, lei diceva prima che il vostro compito non può essere ovviamente di trattativa vera e propria come nel caso dei sindacati, ma qualcosa state facendo dal punto di vista della persuasione, dell'attività politica, tra virgolette. Sì. Che cosa? Allora, con questo questionario che si diceva prima vogliamo capire il fenomeno del territorio veneto proprio per la diversità di città in città. E abbiamo anche, stiamo facendo dei pensieri con gli altri ordini del nord perché ci sono degli incontri anche abbastanza frequenti su tanti temi, tra cui anche precariato, per poter capire con gli ordini del nord come si muovono e poi poter andare anche con l'ordine nazionale e fare quindi un lavoro anche proprio su tutto il territorio nazionale. E una cosa molto bella che stiamo cercando di fare con l'Università di Verona Do delle informazioni tecniche sui capelli, scusate perché purtroppo i capelli danneggiano la comunicazione perché vanno sopra il microfono. Ok. E una cosa molto bella con Verona, con l'università, un corso di formazione proprio per le colleghe di cooperativa, è la prima volta che lo facciamo, è promosso dall'ordine insieme all'università, si spererà poi di poterlo fare anche anche con Padova e Venezia, ed è un corso di 7 giornate proprio anche perché è importante dare anche delle informazioni su cosa vuol dire anche lavorare per una cooperativa, perché come si diceva prima sei della cooperativa però magari lavori per l'ente e quindi ci sono tante cose su cui poter fare anche dei ragionamenti come professionisti. Questo è per noi come ordine ci fa molto piacere riuscire a farlo, anche perché abbiamo ormai l'anno prossimo noi ci scadrà il mandato, però se riusciamo a poter mettere dei tasselli per le colleghe di cooperativa sarà già una grande... Ecco, parlo dal punto di vista di altri ordini professionali e chiedo se succede la stessa cosa, cioè è difficile che una persona precaria poi si iscriva anche ad un ordine, no? Nel caso dell'ordine degli assistenti sociali è anche così o c'è comunque un tentativo di fare un po' massa critica, di cercare di portare un po' tutti insieme avanti le questioni? Beh, con gli altri ordini cerchiamo sempre di fare dei ragionamenti, poi se è già differente tra Verona e Vicenza, è ancora di più tra un Veneto e una Liguria sicuramente. Ma i precari vengono, si iscrivono?
Beh, bisogna comunque iscriversi all'ordine per poter esercitare. Chiaro che e poi quando ci si è iscritti si può provare a cercare un lavoro. Abbiamo dei colleghi che ci scrivono perché fanno fatica anche a pagare la tassa, proprio perché essendo disoccupati non hanno le possibilità. D'altra parte per poter lavorare devi essere iscritto all'ordine, al proprio ordine professionale, sì. Questo sicuramente. E su queste situazioni cerchiamo anche di dare una consulenza, noi abbiamo un consulente del lavoro e anche un avvocato, proprio perché a volte, spesso ci arrivano email di colleghe che chiedono se la loro condizione può andare o non andare, anche il fatto di utilizzare un assistente sociale per 3 ore a settimana. Noi non possiamo lavorare in questo modo, cioè, ci deve essere qualità nel lavoro, non tappare dei buchi o lavorare proprio in questo modo frammentato. Sì, assolutamente, è un po' quello che sta succedendo in tante professioni, sì, però qui diciamo che abbiamo a che fare con argomenti un po' più sensibili, e quindi si vedono tutti i limiti di quello che già non dovrebbe succedere nelle professioni normali sostanzialmente. Infatti. Ecco, concretamente, prima diceva insegneremo a queste persone come rapportarsi, quali temi affronterete, quali sono i nodi principali che dovrebbero conoscere anche per difendersi diciamo da certe... Sì, cercheremo chiaramente, come si diceva prima, di non dare un taglio sindacale perché non è assolutamente né l'università né l'ordine la sede per poterlo fare, né vogliamo che sia un corso del piangersi addosso sulla condizione. Faremo i primi 3 incontri un po' teorici, sia dal punto di vista delle cooperative che di un ente che appalta, e quindi delle informazioni generali, normative, che sicuramente saranno interessanti. E poi si faranno dei gruppi di lavoro per andare a ragionare su aspetti nostri della professione, quindi il rapporto con l'utenza, con il territorio, e quindi si cercherà un po' di riflettere su questo per poi arrivare a un convegno, speriamo, verso la fine dell'anno, e poter quindi uscire con i nostri dati del questionario che stiamo ancora analizzando, e poi con quello che il corso avrà creato, sperando che sia interessante. Credo che sia tra l'altro una professione che più in questo momento crea assolutamente interesse nelle persone che ci seguono, perché siamo abituati a vedere l'assistente sociale con un budget, può dire di sì, può dire di no, non ha mai soldi abbastanza per tutte le situazioni, pensando alla crisi economica, oppure se ci sono conflitti familiari, la necessità di comunque dover essere terzo e dover giudicare, mettere dei paletti all'interno delle famiglie. In questo momento, se dovesse fare una fotografia del Veneto dal punto di vista degli assistenti sociali, quali sono le cose positive o negative che stanno emergendo? Beh, la nostra è una professione molto bella ma non conosciuta assolutamente, infatti è una cosa, su questo stiamo cercando come ordine di promuoverlo. Anche sul sito nostro si trovano le belle storie, proprio per far conoscere. Il sito ce l'abbiamo qui che è anche nuovissimo, assistentisociali.veneto.it. Con le belle storie vogliamo far conoscere alle persone la parte bella del nostro lavoro, dell'aiuto all'altro, non solo quelle cose che si dicono rispetto al fatto che portiamo via i bambini o altre cose non vere assolutamente. Quindi è bello che venga conosciuta per quello che è, anche perché abbiamo diversi ambiti, come si diceva prima, non è solo il minore, abbiamo l'anziano, io lavoro nella disabilità, e per me, a me piace molto il mio lavoro, molto il rapporto con le persone, quindi è importante che questo venga conosciuto dalla collettività, e non è facile perché i pensieri negativi sulla nostra professione ci sono sempre. Tante volte però avete anche denunciato il fatto che tanti tagli ci sono stati negli ultimi anni che rendono ancora più difficile, diciamo, operare. Tanti tagli da parte degli enti locali, delle regioni, a servizi assistenziali. Quello sì, su questo cerchiamo sempre di chiedere degli incontri con la Regione, proprio per portare sempre di più la preoccupazione di questi tagli che poi non danno qualità agli interventi, perché avere poche risorse è limitante nel lavoro ma anche per le persone, e quindi si cerca sempre di interloquire con la Regione per riuscire a mettere la nostra voce, e ci ascoltano, dai, ogni tanto ma è importante che si sia aperto un canale di dialogo sostanzialmente, perché solo un anno fa, 2 anni fa, so che c'è stato un momento abbastanza conflittuale, per cui da quello è partito probabilmente anche una conoscenza migliore, no, tra
tra l'ordine e i rappresentanti. Io ringrazio Elena Compagni per essere stata con noi questa mattina, spero che questa azione sinceramente continui per avere sempre un migliore servizio da questo punto di vista, anche perché appunto si delega ormai agli assistenti sociali parecchio, facevo un elenco prima degli anziani e ai disabili ai servizi familiari, quindi assolutamente necessario che ci sia una certa qualità. Sicuramente. In bocca al lupo anche dal punto di vista personale e lavorativo. Grazie. Speriamo che questi contratti si trasformino in tempo indeterminato anche per lei e la collega Francesca Iacobucci. Grazie. Grazie per essere. D'altra parte ho letto che persino quasi premio Nobel che ha scoperto le onde gravitazionali, la scoperta del secolo, un ricercatore padovano, tra l'altro è un lavoratore precario dell'università, quindi evidentemente è una questione purtroppo molto che interessa da vicino molte professioni del nostro paese. Grazie ancora, Grazie. In bocca al lupo e noi ci vediamo come sempre domani, arrivederci.